Qui con noi Vito Tisci, che è presidente del settore giovanile studentesco della FIGC. Intanto, quale evento la porta in Veneto? Ma è da parecchio che avevo concordato con l'amico Bepiruzza un appuntamento per un confronto su alcune tematiche di attività giovanile, perché Bepiruzza è il rappresentante ufficiale della Lega Dilettante nel Consiglio direttivo, ma anche perché io spesso vado in giro per l'Italia a incontrare i coordinatori, il presidente regionale. Mi piace parlare e capire le problematiche sul territorio, solo così si possono affrontare e superare certe situazioni. Ieri ha avuto la possibilità di toccare con mano una bella realtà del nostro territorio, che è il Futsal Bissola. L'Under 15 si è classificata prima a livello nazionale, quindi è stata lei a premiarla. Sì, ho premiato io il Bissola, una società che dal 1987 si occupa di futsal, una bella società organizzata, strutturata, ma soprattutto un bello organico in campo. Ho visto degli ottimi giocatori che hanno vinto con una squadra litria, però hanno meritato la vittoria e anche la qualificazione. Una squadra che è un modello per quanto riguarda l'attività giovanile nel Veneto e soprattutto fa ben sperare per il futuro. Lei ha detto che sta aumentando la qualità, nota questo proprio guardando le squadre che si affrontano in queste finali nelle Marche, ma non solo. Sì, perché proprio ieri a un'intervista che ho fatto con un giornalista ho messo in evidenza che il calcio a 5 negli ultimi 4-5 anni è cresciuto molto, sia come tesserati, come numero, soprattutto a livello tecnico. Io che ho assistito agli ultimi 3-4 anni, ho premiato le società, ho visto veramente un bel gioco e soprattutto più organizzazione da parte delle società. In Veneto abbiamo un'eccellenza per quanto riguarda il femminile, tra l'altro. Sì, una bella realtà anche quella. È anche una bella realtà, il Veneto si distingue sempre, sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11, più volte ha superato la Puglia, che è la mia regione, nel calcio a 5, voglio ricordare queste finali che abbiamo disputato. È una regione che lavora bene, ma lavora bene anche nel settore giovanile. Sono molto soddisfatto anche dell'operato della struttura regionale, ben guidata da Walter Bedin e il suo staff, che con grande impegno, dedizione e spirito di servizio assicurano un'ottima attività sia in ambito scolastico che in ambito agonistico. E proprio in ambito agonistico loro lavorano bene nei territori e i frutti si vedono. Ecco, a proposito, è un momento di transizione questo in cui tutte le società stanno imparando qualcosa di nuovo, regolamenti che in qualche modo le hanno messe in difficoltà, ma ovviamente essendo poi il loro ruolo sociale stanno cercando di venirne fuori al meglio. No? Infatti parto proprio da questo ruolo sociale che le nostre società, i nostri dirigenti hanno. In ogni città siamo il punto di riferimento per i ragazzi, i dirigenti investono, escono soldi anche di nascosto dalle proprie famiglie per assicurare un servizio in favore dei giovani, tolgono i giovani dalle insidie della strada, li fanno fare attività motorie, li vestono, li comprano materiale sportivo, li fanno fare la visita medica che prima era di competenza dello Stato, oggi sono le società che il primo screening i ragazzi lo fanno per poter giocare, per avere il certificato di idoneità agonistica. Ecco, hanno un ruolo importante. Purtroppo già le nostre società sono uscite con le ossa rotte dal periodo del Covid, dall'emergenza che ha coinvolto anche il nostro Paese e soprattutto hanno sopportato più costi per poter fare attività, costi per la prevenzione. Poi è arrivato il decreto 36 del 2021, famoso come decreto di riforma dello sport, che è stato un altro colpo, un'altra tegola che hanno subito le nostre società e che ancora oggi, grazie ad alcuni decreti correttivi, gli adempimenti sono un po' diminuiti, però è sempre una grossa responsabilità in capo al presidente della società. Cosa si sente di consigliare? Qual è la sua impressione per il futuro? Lei è presidente da 10 anni, ricordiamo? Sì, sono il presidente da 10 anni, un presidente strategico della federazione, un settore di servizio, un settore che guarda al futuro. Noi abbiamo la responsabilità di far divertire i ragazzi, di farli giocare, ma anche la responsabilità e il dovere di formare i futuri cittadini del nostro Paese, per cui abbiamo una grande responsabilità perché operiamo su una fascia dai 5 ai 16 anni, una fascia sensibile dove abbiamo delle grandi responsabilità. Abbiamo messo in campo ultimamente una grande attività per quanto riguarda la tutela dei minori che avevamo scoperti, forse siamo la prima federazione
in Italia che si è dotato di uno strumento, di una piattaforma per poter cercare di combattere ogni abuso nei giovani. Questa è una cosa che ci tengo a rimarcare oggi. E poi ricordiamo che poi comunque i giovani sono fucina per eventualmente la nazionale, adesso ci saranno i campionati europei alle porte, quindi non dimentichiamo anche questo aspetto. Diciamo, a livello giovanile c'è una grande tradizione, siamo presenti sempre a livello europeo, arriviamo alle semifinali. Oggi notizia di ieri che abbiamo battuto la Danimarca e affronteremo il 5 il Portogallo con l'Under 17 nel torneo a Cipro. I risultati sono eccellenti grazie anche al lavoro di un conterraneo vostro, Maurizio Viscidi, che per me è uno dei più profondi cultori, conoscitori del calcio giovanile a livello italiano ed europeo. Il problema è che quando i ragazzi arrivano a 18-19 anni che non riescono a trovare spazio nelle squadre, che sono pieni di stranieri, perché non hanno possibilità di crescere, di emergere ancora. E su questa situazione dobbiamo riflettere e migliorare.